Era il 18 marzo e al Dina Orsi c'era uno spettacolo straordinario. Io ero in prima fila e mi sono goduto tutto lo spettacolo. All'inizio un po' così, mi sembrava un po' strano, non riuscivo a comprendere, a capire, però poi ho visto, ho sentito, ho ascoltato delle cose meravigliose. E questo spettacolo, la colpevole sei stata te, hai messo in moto, hai acceso il cerino, Presidente. Beh, se sono colpevole di una cosa così, voglio essere colpevole di tante altre cose simili. Nel senso, non io, ma tutti insieme, l'Associazione Mitica Quintà 1981, siamo un gruppo di compagni di classe, diplomatisi nel 1981, che dopo 40 anni si sono ritrovati e hanno deciso di fare qualcosa per gli altri, in particolar modo nel territorio di Conegliano. Abbiamo pensato all'inizio di farlo associandoci ad altre importanti associazioni, sicuramente molto importanti, però alla fine abbiamo deciso di fare qualcosa noi per seguire dei progetti personalmente. Per seguire dei progetti, per realizzare qualcosa per questi progetti è necessario chiaramente raccogliere dei fondi e una delle modalità, oltre ad avere degli sponsor che ne abbiamo strepitosi, è quella di organizzare degli eventi. Allora ti è venuto in mente di andare a trovare l'amico Paolo Pessina dell'Istituto Musicale Benvenuti. Sì, è stato veramente un incontro bellissimo perché Rossana ha chiesto, con la sua grandissima energia, ha chiesto di inventare qualche cosa che potesse andare in scena per una bellissima causa. Sì, in effetti ha interpellato anche la persona giusta, perché in quanto a pazzia ce ne abbiamo abbastanza sì, ho tentato di mettere insieme dei diversi talenti. E allora è stata tua l'idea o sua di andare a trovare il gruppo di teatro Cartapesta. Cartapesta? E te sei la rappresentante oggi qui. Sì, oggi rappresento il gruppo di Teatro Cartapesta, che è un gruppo teatrale neonato. Ci siamo formati nel 2020, un anno tra l'altro meraviglioso per mettersi a fare cultura, ma noi non ci siamo fatti intimorire, abbiamo creato appunto questa compagnia. Quando abbiamo ricevuto la chiamata di Paolo, siamo state fin da subito molto entusiaste, da un lato perché l'idea di unire teatro e musica dal vivo ci è piaciuta subito e abbiamo detto assolutamente sì, e dall'altro ovviamente per lo scopo benefico del progetto, che per noi era comunque molto importante. Naturalmente dobbiamo ringraziare anche la Cristina Pase che ha, no? Beh, assolutamente, la Cristina Pasi ha messo insieme un po' le diverse personalità e fra l'altro lei è anche vicepresidente dell'Istituto Benvenuti, del quale adesso abbiamo come presidente magnifico Stefano Feltrin, che veramente andrebbe citato sempre, comunque lui non vuole, però io lo ringrazio. In effetti unire musica e teatro è stata la prima idea che mi è venuta, conoscendo da tempo la Sara, che nel frattempo aveva fondato questa bellissima realtà del Teatro Cartapesta, e ho detto, beh, bisogna fare qualcosa di altrettanto, dello stesso livello qualitativo. E allora sono andato a pescare in senso buono, nel senso pescare veramente fra i talenti che popolano l'Istituto Musicale Benvenuti in qualità di docenti. Quindi ho detto, aspetta, per fare una cosa così ci vorrebbe un gruppo, potrebbe esserci un gruppo jazz, un gruppo, prendiamo non so, una batteria, abbiamo l'insegnante di batteria Andrea Ruggeri, fantastico, poi abbiamo Matteo Padoin, che poi faremo che dopo esatto, abbiamo un contrabbassista di prim'ordine, poi sì, abbiamo il saxofono, Davide Palladin alla chitarra, Lorenzo De Luca al saxofono jazz meraviglioso, saxofono e flauto, polistrumentista. Beh, insomma, ho detto, perché non gli propongo una idea pazza, quella di fondare un quartetto jazz che prende il nome dalla scuola da dove nasce, quindi Benvenuti Jazz Quartet. Infatti il debutto è stato il 18 marzo, mi sembra anche con buoni successi, buon risultato, e soprattutto sostenendo meravigliosamente questi
questi geniali attori che... Sì, ma è vero, geniali attori è dir poco, perché per uno giovane come me, che ha compiuto già 49 anni, Billy, tu lo sai, all'inizio sono rimasto un po' perplesso, per poi ho cominciato a entrare nel vivo dello spettacolo che mi si stava presentando. È bravissima Sara, veramente, veramente brava, e lì ecco perché mi è venuta l'idea di sentirvi e di farvi l'intervista, perché secondo me bisogna ripeterlo, e bisogna ripeterlo subito, perché è molto molto bello come spettacolo. Sara. Beh, innanzitutto grazie mille per i complimenti, mi scalda il cuore perché in qualità comunque di un po' regista, coordinatrice del gruppo teatrale, e poi insieme ai ragazzi del gruppo musicale, che voglio ringraziare tantissimo perché sono stati non solo disponibilissimi ma anche veramente molto professionali, perché noi buttavamo lì le idee e si è creata veramente una bella sinergia anche sia sul palco che in sala prove. Comunque quindi ti ringrazio per questi bellissimi complimenti. Noi come compagnia neonata non vediamo l'ora di poter tornare sul palco, siamo stati obbligati a stare lontani dal palco per troppo tempo in questi 2 anni, e soprattutto ti dirò, la cosa che ci ha dato più carica e che abbiamo condiviso tutti nella famosa birretta post spettacolo degli artisti è stato vedere... Mi avete invitato, lì sarei venuto volentieri, perché... prossima volta. Grandissimo, come si chiama? Luca Furegon, straordinario. Scrooge. Ecco, qui mi vuoi rappresentare un po' come si è sviluppato lo spettacolo? Allora, l'idea di base era di voler fare uno spettacolo comico per adulti, e a tutti noi di Teatro Cartapesta piace molto la stand-up comedy. Però al tempo stesso volevamo anche rivisitare un grande classico, e quindi abbiamo trovato nel Canto di Natale, in Dickens, come dire, un terreno molto, molto fertile per prendere un po' in giro l'italiano medio, ma anche per dare uno spunto di riflessione nel finale. Perché per l'appunto si tratta di uno spettacolo comico, ma per chi verrà a vederlo le prossime volte, quindi no spoiler, nel finale c'è anche un momento che invita alla riflessione. Non dimentichiamo che naturalmente lo spettacolo ha un fine importante, che è quello di raccogliere fondi. A questo proposito, se mi permetti, voglio ringraziare anche l'amministrazione comunale, perché noi l'abbiamo svolto grazie anche al patrocinio ma anche al contributo del Comune di Conegliano, e ciò che abbiamo ricavato, detratte le spese, e andrà a situazioni di fragilità economica di alcune famiglie, individuate chiaramente non da noi direttamente ma dall'assessorato alle politiche sociali. Difatti adesso sono in corso degli incontri per capire bene come fare questa cosa. In questo momento in cui c'è difficoltà economica un po' dappertutto, immaginiamoci quelle famiglie che fanno fatica a mettere il pranzo a tavola, cosa voglia dire pagare un affitto, pagare delle bollette, e quindi noi andremo ad aiutarli nelle spese quotidiane. Adesso definiremo anche le modalità, ma sempre attraverso l'assessorato alle politiche sociali. E allora io, Presidente, ti invito, so che devi andare via, so che sei piena di impegni, faremo entrare fra poco Matteo Padoin, e ti impegni a mettere in moto il secondo spettacolo. Può essere anche Conegliano. Sì, noi adesso dobbiamo definire un po' gli incontri, anche perché organizzare uno spettacolo non è così semplice, per cui bisogna un attimino... io devo ancora chiudere le pratiche del primo spettacolo, ma sicuramente abbiamo dei contatti, e quindi può essere che riusciamo a farlo. Noi, anche perché noi adesso stiamo anche già organizzando un'altra cosa, che è un pomeriggio musicale, ma non spoilerò niente, anche perché vediamo se riusciamo anche a fare un bis di questo, che è stato un grande successo, e secondo me, oltre alla loro bravura, l'originalità di questo spettacolo, cioè io non finirò mai di dirlo. E allora, Presidente, per sentire ancora... mi puoi raccontare la parte di Luca? Dunque, Luca in realtà interpreta Scrooge, che è un personaggio molto ispirato alla mia nonna, in realtà. E ha tutta quella
quella saggezza che si nasconde spesso dietro ad un velo di durezza, a questi nonni che tramite le loro, come dire, le loro invettive contro il mondo in realtà poi alla fine nascondono sotto la scorza c'è qualcosa di molto dolce, e la mia nonna era esattamente così. Infatti le ho rubato molto lessico all'interno del testo. Uno degli elementi di successo di questo spettacolo, che può collocarlo in qualsiasi parte del mondo, è proprio la figura di Luca che parla in dialetto. Sì. Perciò può parlare in italiano, può parlare in dialetto, può parlare in francese, può parlare in dialetti di altre lingue, e questo è uno degli elementi di successo. Vero Presidente? Sì. Direttore. Sì, ma assolutamente sì, sono d'accordo su questo, ed confermo l'idea che è stata vincente, secondo me, di unire appunto la genialità di Teatro Cartapesta con qualcosa di pazzo, di matto, che è rappresentato dalla musica improvvisata, che in realtà, come tutte le cose improvvisate, in realtà ha bisogno di una grande scienza dietro e una grande preparazione. Naturalmente vicino a me non c'è più la bellezza della Rossana, ma c'è uno dei componenti del quartetto, ma siete stati bravissimi. Raccontami l'emozione di stare lì insieme a questi pazzi a rappresentare questo spettacolo strano. Beh, innanzitutto mi piacerebbe parlare di quando ci siamo conosciuti, che abbiamo fatto effettivamente le prime prove assieme, perché è stato molto divertente, devo dire, nel senso che noi sapevamo più o meno che c'era questo spettacolo teatrale e di suonare della musica improvvisata, musica jazz, ma è stato veramente bello vedere e sentire per la prima volta il testo, e in realtà parti, non tutto. Quel giorno non abbiamo fatto tutto. A spezzoni. A spezzoni, solo dei pezzi, e cercare di capire effettivamente cosa suonare, perché poteva essere di tutto, insomma. Certo. E quindi abbiamo cercato di metterci della musica jazz di diversi stili, dalla bossa nova al New Orleans al quasi bebop, qualcosa di più tradizionale così, e spero che insomma l'effetto sia piaciuto, cercando di seguire un po' il testo, insomma. Ma voi 4 elementi giovanissimi poi che hanno partecipato a questo spettacolo, penso che all'inizio, a parte l'emozione di stare in un teatro con tanta gente così, perché veramente c'era molta gente, ma oltre all'emozione della gente, del teatro, giovani così, rappresentare qualcosa che praticamente è vecchio, ma in modo nuovo, in maniera nuova, e suonare pezzi adattandoli a quei momenti. Ma questa è la bellezza del jazz alla fine, perché il jazz è un linguaggio, cioè un vero e proprio linguaggio che è in continua evoluzione, e quindi si adatta perfettamente a qualcosa che era vecchio ma che è stato rinnovato, proprio è l'essenza stessa del jazz, e quindi forse è anche per questo che ci stava così bene, almeno secondo me. Poi ma io guarda, vorrei anche raccontare dei momenti con Sara che a me sono rimasti un po' così impressi, no? Il passato, no? Il fantasma del passato. Poi entra il presente, cioè il moderno, la tecnologia, il chattare, e lì il distacco tra un'era e un'epoca e un'altra. Beh sì, all'interno dello spettacolo si prendono in giro anche le differenze generazionali, no? Perché c'è Scrooge che come dire, le nuove generazioni lo chiamerebbero un boomer, non ha idea di come utilizzare queste diavolerie moderne, e questo lo rende molto buffo.
Al tempo stesso si confronta con Futuro, che invece usa un linguaggio che suona quasi come aramaico, cioè è molto estraneo sia a Scrooge sia in realtà a alcune fette di pubblico. Io stessa a volte, sentendo i miei nipoti che magari hanno 10-12 anni parlare, mi sento un po' boomer. E quindi questa sensazione di sentirsi sempre un pochino indietro rispetto al tempo che va avanti, al futuro che scorre veloce, è una cosa che riguarda, secondo me, un po' tutte le generazioni. Perché Poi alla fine è andato in paradiso o no? ma forse arriverà il sequel. Ah, ecco. Vuoi concludere, maestro? Quindi ovunque sia la replica e in qualsiasi data venite per capire come andrà a finire, anche perché l'improvvisazione musicale e l'improvvisazione, anzi la creatività degli attori potrebbe anche far cambiare dei finali, potrebbe anche lo stesso pubblico che ha assistito e goduto lo spettacolo potrebbe trovare delle sorprese e non ricordare bene certe situazioni che possono essere modificate. E questo è il bello anche del teatro, a differenza magari di altre forme d'arte che sono registrate, preconfezionate. Qui c'è la vita, quindi ogni volta può essere un'esperienza nuova. Sai che mi viene in mente che Signor Todaro Brontolon potrebbe essere il nuovo Signor Todaro Brontolon potrebbe essere qualcosa che va a copiare questo. Beh, io invito i nostri amici che ci vedono, che ci ascoltano, a naturalmente prenotarsi molto prima, perché il prossimo spettacolo sarà pieno di sorprese, da quello che ho sentito adesso. Insomma. Vi ringrazio ragazzi, siete stati grandi. A te Grazie. il saluto. Grazie mille. Prego, saluta. Buonasera a tutti. Maestro? Dico un'ultima cosa, salutare sicuramente, ma probabilmente dovremmo prevedere addirittura delle doppie rappresentazioni, serale e pomeridiana. Viste le richieste, sì. Ma sì. per noi che abbiamo compiuto 49 anni, il mattino alle 9, 9:30 sarebbe... Ciao ragazzi, Assolutamente. grazie. Grazie. Grazie.